Vabbè, stai concentrato È attaccato? Ho detto attaccato. Provo? Prova. Prova microfono, prova. 1, 2, prova, 1, 2, 3, prova. Bene, eccoci arrivati finalmente ai playoff di questa stagione 2023-2024 di Hockey Inline. Prima di playoff, questa sera si incontrano in casa i Fox di Legnaro e il Cittadella, derby tutto padovano che vede contrapposto appunto la terza classificata alla fine del Master Round con la sesta classificata. In campo questa sera abbiamo per il Legnaro, anzi cominciamo con gli ospiti, ma che è più corretto ed è più nei canoni. Da Cittadella sbarcano a Legnaro Lanner Ermanno tra i pali, Frattini Tommaso secondo portiere, Michele Tombolan assistente al capitano. I numeri rispettivi sono il 12, il 20 e il 9. Edoardo Lago con il 21, Tommaso Torni con il 78, Matteo Francon col numero 4, Edoardo Lievore col numero 81, il capitano Luca Roffo col numero 23, il numero 17 Francesco Niceforo, il numero 22 Matteo Panozzo e il numero 18 Byron Joel Schumann. Il Legnaro accoglie gli ospiti con Ballar Filippo col numero 8, Giulio Carretta col numero 9, Daniele Carron col numero 54, Davide Carron col numero 45, Giacomo Cavagna col numero 80, Giacomo Mazzero col numero 10, in porta abbiamo Giacomo Morandin col numero 34 e Peruzzi Marco col numero 17, il capitano Diego Ometto col numero 13, Pietro Bonmattia col numero 88, David Stricker col numero 46, Vaglieri col numero 29, Jacopo Veronese con il 47, Zabri Raffaele col numero 59 e Zanete Alberto col numero 77. Le squadre si salutano, siamo pronti a partire. Passo il microfono per il commento all'amico Elia Calore. In posizione anomala per questi playoff. Sì, buonasera a tutti. Sì, come anticipato, oggi per me è una serata un po' ambigua. È la prima volta che guardo i playoff da fuori, insomma, almeno la prima dei playoff. Intanto prosegue il saluto e siamo pronti per gli urli delle due squadre.
Cittadella che deve rifarsi dopo tutte le partite disputate contro Legnaro in regular season. Legnaro invece che arriva da un ottimo Master Round e anche, soprattutto anche da una regular season. Vediamo se Cittadella riuscirà oggi a poter portare a casa questa partita. Silenzio. Ecco sì, ci siamo dimenticati di dire gli arbitri che disputeranno questo incontro sono Cristiano Biaccoli e Stefano Gufler. Allora le squadre prendono posizione e pronti all'ingaggio a centrocampo. Legnaro che schiera in campo Zanette, Baglieri, Masiero e Daniele Carron, mentre il Cittadella pone in campo Matteo Francon, Michele Tombolan, Tommaso Torni e infine Byron Schum. Partiamo con l'ingaggio centrale che ha la meglio Cittadella, porta a casa il disco verso la propria porta, gestisce Tommaso Torni. Tommaso che decide di rimanere dietro la propria porta e far girare il tempo. Byron prende il disco in velocità, lo porta su, prova un tiro a centrocampo che viene bloccato dai difensori del Legnaro, così recupera Daniele Carrone e si porta il disco dietro la propria porta in modo da organizzare il gioco. Legnaro senza fretta, prova il passaggio appena detto, prova il passaggio centrale ma non finisce bene. Intanto Matteo Francon porta avanti il disco, bravo Legnaro a recuperare, Masiero prova il dribbling a centrocampo, viene fermato dai difensori di Cittadella, disco combattuto a centrocampo, alla meglio Legnaro. Adesso Baglieri, Cittadella che pressa uomo, intanto due tiro sotto le gambe, Baglieri porta a casa un gol, porta in vantaggio il Legnaro, ma a 1 minuto e mezzo dall'inizio del primo tempo. La partita è lunga, quindi insomma Cittadella ha ancora tempo. Quindi si riparte da centrocampo, disco vinto da Legnaro che lo porta dietro la porta. Intanto fa girare il tempo, si organizzano tutte e due le squadre, porta su avanti il disco Ometto, prova il tiro che viene bloccato dal difensore Baldan. Allora Cittadella porta avanti con Matteo Francon e riporta indietro a Baldan. Esce intanto Francon con il disco, scarica Capitan Roffo,
prova il tiro da centrocampo, probabilmente per una deviazione, ma il disco va fuori dallo specchio della porta. Baldan recupera dietro la porta del Legnaro, prova un passaggio e viene preso dal giocatore di Cittadella, Panozzo. Cittadella che prova il secondo tiro di fila da centrocampo. Intanto l'importante è che il portiere non si è fatto niente e il gioco riprenderà dall'ingaggio in zona difensiva di Legnaro. Cittadella mi sembra che stia facendo girare quasi tutti i giocatori, se non sbaglio. Tanto ingaggio vinto da Legnaro, disco in angolo, prova il passaggio Lievre ma non trova il compagno davanti al portiere. Legnaro così si riporta dietro il portiere, gestisce Davide Carron. Oh no, Giulio, ah no, sì. Disco avanti per Legnaro che riporta dietro, tiro da centrocampo, viene parato da Ermanno Laner. Legnaro che continua a gestire il disco, che è un loro punto forte, si è visto anche durante il campionato. Cittadella che pressa, non riesce a recuperare il disco, passaggio che va in angolo e il Legnaro non è riuscito a sfruttare al meglio. Intanto Legnaro va al cambio delle linee, entra la prima linea del Legnaro, arriva Masiero, si prova, fa tutto il campo, viene fermato dal difensore di Cittadella Torni. Disco che non riesce a recuperare il Capitan Roffo. Legnaro prova il passaggio e c'è un fallo, no? Cos'è? Si è fatto male forse il giocatore Vaglieri. Continua a giocare quindi bene, non è successo niente, quindi si riprenderà dall'ingaggio in zona difensiva di Cittadella. Ingaggio vinto da Legnaro, prova il tiro Masiero da lontano che va sulla rete, deviato dal giocatore di Cittadella. Riprendiamo dallo stesso zona di ingaggio, ancora Legnaro che riesce a vincere l'ingaggio, però con un passaggio finito male recupera Cittadella. Zanetta porta sul disco, prova il passaggio, Capitan Roffo recupera. Francon che prova un dribbling che non riuscito. Cittadella che viene pressato da Legnaro. Bravo Cittadella, bravo Baldan a riuscire a tenere il disco. Intanto Zanetta non demorde, prova a riprendersi il disco. Ma Francon prova il tiro, viene deviato dal difensore, finisce in rete, fuori. Recupera Vaglieri, porta sul disco, potrebbe essere niente, ottima parata e buona giocata del difensore di Cittadella. Fallo, non ho neanche visto, fallo di Cittadella. Perdonate ma dall'angolo io non ci arrivo, c'è troppa gente, sono basso. Quindi ci sarà un power play a favore di Legnaro. Una mancanza sicuramente che si fa sentire per i giocatori di Cittadella.
punti, si riparte in ingaggio in zona difensiva di Cittadella. Power play di Legnaro che è risultato efficiente nelle scorse partite anche contro Cittadella. Vediamo se i giocatori di Cittadella riusciranno a contenerli. I giocatori di Legnaro prendono posizione, giocano a box, un po' di confusione davanti alla porta, tiro di Masiero che viene bloccato dal difensore di Cittadella. Bravo Michele Tombolan a deviare il disco. Passaggio verso il centro che non viene agganciato. Bon fa vari passaggi con Stricker, passa a Masiero. Bel passaggio, bravissimo portiere di Cittadella, scusate sono di parte. Il disco continua ad essere di Legnaro, passaggio indietro verso Daniele Carron. Stricker prova il tiro, bravo Tombolan a deviarlo verso l'angolo. Prova il tiro Masiero, il tiro inaspettato sicuramente, ha fatto fatica Ermanno, era un po' imprevisto. Disco ancora per Masiero, prova il passaggio verso il centro e Pietro Bon tiro al volo, mi sembra di aver visto un palo. Cittadella che fa fatica a buttare via il disco, provare a liberare. Disco ancora per Legnaro e Maestri passa a Pietro Bon, scambio fra i due. Stricker prova il tiro, viene bloccato ancora da Tombolan. Recupera Legnaro, prova il tiro di Masiero, finisce fuori dallo specchio della porta. Nel frattempo ancora il disco a Legnaro, in mani di Masiero che prova il tiro. Pietro Bona passa il Masiero che la ripassa a Carron, passaggio quasi rubato dai giocatori di Cittadella. E segna Mattia Pietrobon che porta al 2-0 quando mancano 11 minuti e 24 secondi nel primo tempo. Sì, questo power play si è fatto sentire e, come ho detto anche prima, insomma, il Legnaro ha un buon power play, sono riusciti a realizzare anche questa volta, e i falli di Cittadella, insomma, è una nostra peculiarità che non va bene, e con squadre forti dopo si paga, ecco. Quindi ingaggio centrocampo, vince l'ingaggio Cittadella, torna e porta il disco verso Byron Schuma, disco in angolo, battaglia, esce alla meglio Byron, prova il passaggio per Lievore davanti alla porta, ma il portiere di Legnaro dice di no. Ingaggio in zona difensiva di Legnaro, ingaggio vinto da Cittadella che ha un'occasione con Matteo Francon, recupera bene Legnaro, disco in angolo combattuto,
Riprende il disco Baldan che prova il passaggio a centrale, ma non riesce a trovare il passaggio. Tiro da lunga distanza per Baldan, ma niente di così difficile per portiere Peruzzi. Ingaggio intanto vinto da Legnaro. Cittadella che pressa con due giocatori dietro la propria porta. Disco in centro, cerca il passaggio per Vaglieri se non sbaglio. Intanto Cittadella si porta in avanti col disco, prova il passaggio, scarica Capitan Roffo, riesce a recuperare Masiero, situazione di 3-2, prova a fare una finta di troppo probabilmente, anche un tiro ci stava. Tanto recupero, Legnaro che tiene il possesso del disco. Masiero vede per Zanette, prova il passaggio centrale che viene intercettato dai giocatori di Cittadella. Passaggio per Capitan Roffo che con un paio di tiri il disco finisce in angolo. Roffo che recupera il disco, prova il passaggio ma trova il giocatore del Legnaro, Daniele Carron, prova il passaggio per Zanette che viene recuperato da Baldan, che prova a liberare ma non è riuscito nell'intento. Cittadella che si lamenta per un fallo, Carron che un tiro sul primo palo viene parato, un altro tiro parato da Lanner. Cittadella chiama il cambio, disco che comunque rimane combattuto, tiro per Francon che segna, sì, Matteo che si è ritrovato da solo davanti alla porta, Peruzzi che non è riuscito a bloccarlo. Sì, penso sia stato, sì, è stato l'unico tiro pericoloso di questa partita da parte di Cittadella, che finora ha tirato sempre da lunghe distanze, quindi il parziale di 2-1 a 8 minuti e 56 secondi dalla fine del primo tempo. Disco centrocampo, si riparte, ingaggio vinto da Legnaro. Veronese tiene il disco, passaggio a Pietro Bon che prova dalla distanza e recupera nuovamente Legnaro. Nuova uscita per Stricker, tiro e viene parato se non sbaglio da Lanner. Sì, seconda volta che Legnaro prova un tiro da distante con l'uomo davanti alla porta. Vediamo se riuscirà Lanner a parare questi tiri difficili. Nel frattempo Legnaro ancora col possesso, viene su Pietro Bon, dribbling da centrocampo, rimbalzo, tira nuovamente. Schuma che arriva e tira sul primo palo. Qua bel gol. Schuma, l'australiano di Cittadella, porta il pareggio di 2 pari. Tiro sul primo palo, se non sbaglio, sopra la spalla a sinistra del portiere. E time out chiamato dalla squadra di casa Legnaro. Siete poco?
intanto che il timeout di Cittadella per un po' sistemare le difficoltà tecniche dell'audio. Io sono intanto partita vera come un buon playoff impone, 2-2, squadre che prendono il centro del campo. Speriamo che l'audio adesso abbia avuto un riscontro un po' migliore, vediamo un po'. Un attimo di pausa, sì. Elia abbandona la postazione e mi lascia il microfono. Intanto si è partiti, ingaggio vinto dal Cittadella. Perdonate, ma il mio angolo di visuale non è dei migliori, quindi spesso non riesco a commentare nel dettaglio la storia. Intanto è Fox che è in possesso di disco, viene recuperato dal Cittadella che si porta avanti con Baldan che si posiziona davanti porta. Attenzione, intercetta Baldan, un passaggio avventato davanti a porta, sventa il pericolo Peruzzi, adesso è Carron che dà a Masero a tu per tu con il portiere, ma non riesce a concludere. Intanto perde il disco di nuovo il Cittadella, ancora Masero in avanti che controlla, Masero per Vagliera da alleggerire, Fox che ragiona, Masero in controllo, vede un po' il piazzamento dei suoi, buono il passaggio, Masero salta l'uomo, però non ha linee libere per poter dare un disco utile nello slot. Riceve un buon disco Zanette che tira e Ermanno Lanner para. Intanto è tornato lo speaker ufficiale a cui passo il microfono. Grazie, sì, no, non sono io quello ufficiale, no. Non mi permetterei mai, ufficioso, sì. Quindi parata di Lanner e successivo ingaggio in zona difensiva di Cittadella. L'ingaggio alla meglio Legnaro, Pietro Bon che prova a scaricare dietro e riceve Veronese. Legnaro che si organizza con un'uscita di zona, possesso disco nelle mani di Pietro Bon che sostituisce Stricker, di nuovo a Veronese. Cittadella che aspetta i giocatori di Legnaro, si schierano a box. Pietro Bon tira, disco che viene bloccato da allievo di Cittadella. Intanto attacco per Pietro Bon che tira di rovescio. Non ho visto sinceramente il gol, una svista dei giocatori di Cittadella, quindi riporta in vantaggio Legnaro 3-2. Un tiro probabilmente inaspettato, non se l'aspettava Ermanno, e quindi ripartiamo dall'ingaggio centrocampo. Disco di nuovo nelle mani di Legnaro, Cittadella che pressa con Baldan e Francon recupera. Francon proverà forse un passaggio, niente, viene recuperato da Legnaro. Passaggio, situazione 2-0, tiro e grande parata, se non sbaglio, di Ermanno. Sì, ho varie persone davanti e faccio fatica a vedere questi tiri. Mi scuso per i vari problemi tecnici che ha questa sera il microfono. Ma non riusciamo a capire dove sia il problema. Ingaggio in zona attacco di Legnaro, disco che viene recuperato.
Vai, mettila. Ok, quindi Franco che prova il passaggio centrale che viene recuperato da Masiero. Masiero che porta sul disco, fa una Veronica e si libera della marcatura. Daniele Carron che porta dietro il disco a Vaglieri. Legnaro ancora in possesso. Fanno girare il tempo. Carron porta su, no, sale in velocità e prova il tiro di rovescio. Ermanno che butta il disco in angolo. Troppo passaggio che viene preso nuovamente da Legnaro. Masiero sale, prova il dribbling fermato da Panozzo. Carron disco porta dietro la porta, il coach Buzzo chiama il cambio. Anche Cittadella riesce a cambiare i giocatori e si posizionano a box i giocatori di Cittadella. Pietrobon porta sul disco che decide di tornare indietro. Ha visto che la situazione non era favorevole. Nel frattempo Veronese, passaggio a Ometto che prova il passaggio centrale per Pietrobon che non riesce ad agganciare. Veronese, tiro parato senza problemi da Ermanno Laner. Legnaro che sta gestendo bene il disco, ha avuto per molto tempo il disco, riesce a gestirlo bene mentre Cittadella fa più fatica. Vince nuovamente l'ingaggio Legnaro. Veronese con una Veronica si riesce a liberare dai giocatori di Cittadella. Seconda altra Veronica. Tombolan che non demorde, riprova a prendere il disco, ma è da solo e non riesce a prenderlo. Intanto disco che carambola e ritorna nelle mani dei giocatori di Legnaro. Tombolan che continua il pressing e purtroppo non riesce. Intanto tiro parato da Ermanno Laner. Legnaro che ritorna col possesso. Coach Buzzo che chiama il cambio delle linee e Pietrobon rimane dietro la propria porta. Cittadella che non riesce a cambiare i propri giocatori. Comunque una disposizione a box che comporta un minor dispendio delle energie. Tanto continua il possesso per Legnaro. Masiero, dribbling, è libero, riesce un passaggio che non riesce. Schuma che porta su avanti e viene parato, ottima parata per Peruzzi. Occasionissima per Cittadella, poteva portare il nuovo pareggio a 1 minuto e mezzo dalla fine del primo tempo. Peruzzi dice no e quindi rimaniamo sul 3-2. Ingaggio in zona difensiva Legnaro, recupera Cittadella con Baldan. Disco in angolo, combattono i giocatori. C'è la meglio Masiero che tira fuori dallo specchio della porta, il disco va a finire in angolo. Baldan che recupera il disco, prova a superare in velocità Zanette. Ancora il disco per Baldan che purtroppo lo perde. Sale Carron, prova il passaggio per Vaglieri, non riesce a insaccare. Ancora Masiero, 40 secondi alla fine del primo tempo. Disco a centrocampo,
Passaggio indietro per Valieri. Aspetteranno l'occasione giusta per fare l'ultimo tiro. Zanette che si trova da solo, ottimo intervento da giocatori di Cittadella e del portiere. Disco ancora per Masiero, passaggio a Carron che non riesce ad agganciare. Tanto passaggio di Masiero al centro, è stato deviato da Baldan. Bravo Ermanno a riuscire a prenderlo con la pinza. 11 secondi e mezzo alla fine del primo tempo. Ingaggio essenziale per entrambe le squadre. Ingaggio vinto dai giocatori Cittadella. E Baldan che con una liberazione sorprende il portiere Peruzzi, ma riesce a bloccarlo. Così con un parziale di 3-2 finisce il primo tempo. Ci ritroveremo all'inizio del secondo tra 10 minuti.
Senti? Funziona? Ok. Eccoci ritornati con lo scontro Legnaro-Cittadella, secondo tempo con un parziale 3-2. Disco è in possesso di Cittadella, prova il passaggio Francon per Capitan Roff che cede di nuovo a Francon, tiro pericolosissimo per Peruzzi. Di nuovo tiro pericoloso per Baldan. Ma Peruzzi dice di no. Panchina del Legnaro che si lamenta di un fallo subito. Panozzo tiene il disco, porta su, prova il dribbling che non riesce. Recupera quindi il Legnaro con Carron, Masiero, prova il passaggio a Vaglieri. Intanto Cittadella recupera nuovamente con Panozzo, tiro di Francon, viene parato nuovamente da un Peruzzi. Le due squadre sono partite a bomba per questo secondo tempo. Si vede sì, che è una partita di playoff. Tanto Daniele Carron tiene il disco alla propria porta. Facciamo gli auguri a Daniele Carron che compie gli anni oggi. Tanto Vaglieri torna col possesso. Passaggio Masiero, porta sul disco, blocco di Carron per Masiero, prova il tiro e finisce fuori dallo specchio della porta in possesso di Cittadella. Panozzo ancora con il possesso di disco, finisce dietro la porta del Legnaro che ha fatto molta fatica a rubare il disco a Panozzo sempre presente, quasi recuperato un altro disco. Cittadella va al cambio, Lago che pressa Carron che riesce a mantenere il possesso, ancora disco dietro la porta di Legnaro che va al cambio dei giocatori. Entrano le rispettive seconde linee. Veronese gestisce dietro la porta, fa passare il tempo, lascia che i propri giocatori si organizzino. Ancora Veronese. Cittadella che in questo momento sta giocando a uomo, mentre nel primo, se non sbaglio, hanno giocato più a zona. Partita ancora lì sopra un gol, manca un tempo, può succedere di tutto. Ancora gestione di Veronese, Lago lo fa uscire, però saggiamente riporta il disco indietro. Pietrobon prova una Veronica, c'è stato forse un gancio, eccolo chiamato, un gancio di Mattia Pietrobon che tiene la stecca di Lago e così conquista un power play. Riparte quindi l'ingaggio in zona offensiva di Cittadella con un power play. Capitan Roffo riesce a vincere l'ingaggio, disco che va al portiere Laner. Carron che ha provato di intercettarlo. Intanto Francon, passaggio per Baldan, prova il passaggio per Roffo per la deviazione, un paio di rimbalzi e qualche lamentela. Peruzzi che si fa trovare pronto. Entrambe le squadre che schierano un power play a box. Ingaggio Capitan Roffo e Veronese. Disco vinto da Carron che prova il dribbling a centrocampo. Recupera quindi Cittadella e riparte il power play. Tiro distante da Baldan. Portiere che
è coperto da Roffo. Tiro per Samuele che porta il pareggio, 3 pari. Ottimo sicuramente per il morale dei giocatori di Cittadella. Quindi 16 minuti e 10 secondi dalla fine dello scontro, Baldan riesce a portare il parziale di 3 pari. Si riparte quindi con la prima linea di Legnaro e la prima linea di Cittadella. Il gaggio vinto dai ragazzi di Cittadella. Panozzo che tiene il disco dietro la propria porta. Scarica super Capitan Roff. Prende il disco in angolo. Porta il disco in avanti. Passaggio per Francone che prova un tiro dopo una Veronica che non riesce a concludere. Baldan prova il tiro. Paio di Roffo che prova il tiro a porta vuota e tuttavia insomma era per terra. Riparte Cittadella con Francon, non riesce ad agganciare Panozzo, di nuovo Francon col disco, non riesce a concludere il dribbling. Si ritorna quindi di possesso con Cittadella, con Baldan dietro la propria porta, riesce a saltare Masiero in velocità, frenata, passaggio per Francon che scarica dietro, Legnaro che pressa, Masiero riesce a recuperare il disco per un pasticcio di Michele Tombolan. Masiero ancora in angolo, scarica dietro per Zanette Vaglieri, ancora Zanette, Legnaro che fa possesso, bravo Carrone a fare una Veronica e saltare il proprio uomo. Recupera nel frattempo Cittadella con Tombolan. Tanto torni, lascia il disco a Byron, tiro al volo per Lievore. Peruzzi si fa trovare pronto e quindi non riesce a concludere il giocatore di Cittadella. Nel tempo Cittadella che perde il disco a centrocampo, Masiero porta avanti, tiro di Masiero, grande parata di Ermanno Laner con una spaccata. Con questo ultimo cambio così si sfalsano le linee, Legnaro che schiera la seconda mentre Cittadella la prima. Ingaggio vinto da Legnaro. Cittadella che sta migliorando negli ingaggi rispetto al primo tempo, se non sbaglio. Non ho le statistiche alla mano, ma ad occhio. Intanto Veronese mantiene il possesso dietro la propria porta. Roffo che non pressa dietro la porta del Legnaro. Veronese che esce con il disco ma senza fretta ritorna. E Cittadella che prova il pressing a 2, non riesce, tiro di Veronese che finisce in angolo. Masiero passa a Baldan, riprova a cercare Francone. Roffo intanto davanti alla porta del Legnaro che prova a ostruire la visuale del portiere, mentre Baldan tiene
il disco. Roffo che cade davanti alla porta Legnaro e conquista un fallo, quindi 2 minuti per Striker. Cittadella che conquista saggiamente un power play a 12 minuti e 15 secondi dalla fine della partita. Legnaro che discute con l'arbitro per la decisione presa, ma le sorti non cambiano, quindi gaggio offensivo di Cittadella che viene non è valido, quindi l'ingaggio verrà ripetuto. Cambio uomo per Cittadella, ingaggio vinto da Cittadella, disco che viene mantenuto da Samuele Baldan, che scarica dietro a Falcone. Cittadella che decide di giocare a box e gol da parte di Michele Tombolan con un tiro al volo dall'angolo. Peruzzi non è riuscito a sistemarsi sul secondo palo. Cittadella che si porta in vantaggio di un gol con un parziale di 4-3. Ritornano in campo con la prima linea Cittadella, i cui 3 giocatori del powerplay sicuramente saranno stanchi, visto che stavano giocando anche prima del powerplay. Ingaggio vinto da Cittadella, Panozzo dietro la propria porta, cambio per Capitan Roffo, entra Edoardo Lago per Cittadella. Legnaro che non fa uscire l'uomo di Cittadella, prova il passaggio Panozzo alto per Lago, un po' di casino qua davanti e recupera il disco Legnaro. Valieri che scarica dietro per Carron e Zanette successivamente. Valieri trova la Veronica che viene fermata da Panozzo, ancora Panozzo, porta sul disco in zona 2 contro 2, prova il dribbling a centrocampo ma perde il disco, recupera Masiero, tiro da fuori ma probabilmente ha cercato un passaggio. Disco ancora nelle mani di Legnaro con Masiero. Carron, Zanette, Cittadella che aspetta i giocatori di Legnaro. Intanto cambia il volo di Cittadella. Cittadella che si dispone a box. Bravo Cittadella a recuperare il disco. Francon lotta a centrocampo, scarica il disco in difesa. Intanto Valieri tiro dalla balaustra, prende il primo palo. Ermanno che comunque era già posizionato. Caron in velocità viene fermato da Byron. Disco dietro la porta di Legnaro e vanno al cambio i giocatori di Legnaro di casa. Entra quindi la seconda linea e nuovamente Veronese dietro la propria porta, scarica Pietro Bon. Veronese che prova a aprire la strada a Pietro Bon. Ometto torna dietro la propria porta, prova a scaricare davanti per Pietro Bon, passaggio poi finito sui pattini di
Di Mattia. Ancora possesso di Legnaro. Veronese senza fretta, tiene il disco, fanno girare. Cittadella che pressa dietro la porta di Legnaro con Byron Schumann. Disco ancora per Legnaro. Ancora Veronese. Scarica per Ometto. Ometto prova a saltare l'uomo di Cittadella, ma viene recuperato da Torni. Torni che decide di andare in angolo e recupera un fallo, se non sbaglio. Quindi fallo per capitano Ometto e si giocherà nuovamente un power play per i giocatori di Cittadella. Cittadella che dovrà sicuramente sfruttare questa occasione data. Quindi Cittadella che continua con la propria linea di power play. Francon Baldan Francon prova il passaggio per Roffo che devia sotto la traversa. Bravo Cittadella a sfruttare subito in 12 secondi di power play. Porta il parziale di 5-3. Situazione sicuramente non leggera in panchina di Legnaro. E time out chiamato da Cittadella, se non sbaglio. No, casino. Vabbè. Arbitro che sicuramente non ha dubbi, e time out chiamato da Cittadella. Time out non sfruttato sicuramente da Cittadella che con le proteste non è riuscito a parlare con i propri giocatori. Quindi ingaggio da centrocampo dopo il gol di Capitan Roffo. Ingaggio vinto da Cittadella. Legnaro che dovrà iniziare a spingere. Panozzo scarica in avanti, viene recuperato da Masiero. Passaggio troppo lungo per Vaglieri che non è riuscito ad agganciare. Ancora disco Masiero. Bravo Panozzo a recuperare il disco. Cittadella tiene il disco. Vaglieri che attacca Baldan. Recupera Masiero a centrocampo. 3 contro 3 in zona di Cittadella. Recupera nuovamente Baldan che si fa trovare pronto. Disco combattuto in angolo e ritorna in mano di Francon. Bravo Francon con una finta di corpo, viene su in velocità, prova il tiro, viene respinto da portiere Peruzzi. Zanette prova il passaggio lungo per Masiero che non riesce ad agganciare. Disco tanto vicino alla balaustra e non è riuscito a prenderlo con rovescio. Nel frattempo fallo per Samuele Baldan. Non ci voleva per la squadra ospite questo penalty. Il Legnaro ha dimostrato sicuramente di avere un ottimo power play. Nel frattempo tutti i giocatori si riposano questi 10 secondi mentre viene asciugata l'area di porta del Legnaro. Quindi si recupera
praticamente il time out perso. Abuzzo che schiera in power play Pietrobon, Carron, Daniele, Masiero e Stricker, mentre coach Marobin probabilmente farà giocare Francon, Tombolan e Panozzo. Intanto i giocatori prendono posizione, viene asciugata anche la porta di Armando Laner. Ingaggio in zona offensiva di Legnaro, disco vinto dai giocatori di casa con qualche difficoltà. Masiero recupera il disco in angolo, porta su, passaggio per Carron, ancora scambio tra Masiero e Carron, passaggio per Stricker, dotato di un ottimo tiro al volo. Tiro per Vaglieri di Pietrobon, sorprende Ermanno, se non sbaglio sotto le gambe. Legnaro che sfrutta al meglio questo power play e porta il parziale di 5-4, 6 minuti e 19 dalla fine del match. Questa partita sì, due power play veramente fondamentali, sia Cittadella è riuscita a sfruttare quasi tutte le occasioni se non sbaglio, e anche Legnaro. Disco recuperato da Cittadella, Legnaro che pressa e schiera la prima linea mentre Cittadella schiera la seconda. Disco in angolo fermato dall'arbitro, del fischio dell'arbitro. Cittadella cambia linea e riporta la prima in campo. Ingaggio in zona di difesa di Cittadella, vinto da Baldan. Panozzo porta sul disco, sono in due, prova un passaggio disperato davanti alla porta di Legnaro, troppo lungo per Francon. Francon che libera, porta dietro il disco Baldan, supera in velocità Daniele, disco intercettato da Legnaro. Bravo Panozzo a arrivare prima di Masiero sul disco in zona difensiva. Carron che prova il passaggio per Vaglieri che si è proposto davanti alla porta. Masiero che tira, bravo Laner a farsi trovare pronto. Cambio delle linee per entrambe le squadre. Disco vinto da Legnaro che finisce sulla stecca di Ometto, che non ci pensa due volte, tira al volo. Ermanno si fa trovare pronto e si riparte. Ingaggio in zona offensiva di Legnaro. Ancora disco vinto da Legnaro, finisce in angolo, recupera, no, c'è qualche battaglia, recupera Legnaro. Veronese che perde la stecca, disco nelle mani di Pietrobon. Nel frattempo Torni prova un pressing. Dievore che prova a far uscire i giocatori di Legnaro da dietro la propria porta. Tanto
Zaneto non riesce nel tentativo di dribbling a centrocampo. Cittadella porta avanti il disco con Tombolan, che potrebbe tenerselo e far girare il tempo. Ometto prova il tiro dalla balaustra, ancora una volta Lanner si va a trovare pronto e dice di no. Sì, Cittadella che potrebbe provare a tenersi un po' più il disco come fa Legnaro, col vantaggio di un gol. Insomma, bisognerebbe far stancare gli avversari, sono loro che devono venirsi a prendere il disco. Qualche battibecco tra Vaglieri e Roffo all'ingaggio, ingaggio che viene ripetuto. Quindi cambio uomo all'ingaggio per Cittadella, disco vinto da Legnaro. Magiro che scarica Zanetti e porta su per Vaglieri, prova il tiro che viene bloccato dalla stecca di Panozzo. Intanto Roffo che recupera saggiamente un bel disco a centrocampo. Francon prova il passaggio per Panozzo che finisce lungo. Rischio per zona Cittadella. Forse Masero poteva sfruttare meglio questa occasione, visto che i difensori di Cittadella erano in ritardo sui propri uomini. Nel frattempo Vaglieri scarica Zanette, di nuovo Masiero trova il tiro davanti alla porta per una deviazione di Carron che non riesce, il disco finisce a centrocampo. Fallo per giocatore di Cittadella, Matteo Panozzo, non ci voleva sicuramente, quindi ci sarà un nuovo power play per i giocatori di casa Legnaro. Penalty cittadellese con Byron, Schuma, Samuele Badà e Matteo Francon, mentre linea di power play di Legnaro solita di tutti gli altri power play. Intanto qualche occasione poco sfruttata per Legnaro, disco combattuto in zona difensiva che finisce fuori dal campo. Occasioni importantissime per Legnaro, un power play sotto di un gol a 2 minuti e 52 alla fine del match, disco che appunto carambola fuori dal campo e si giocherà un ingaggio a centrocampo. Ingaggio importantissimo per entrambe le squadre, vinto da Legnaro. Zero porta sul disco, scarica basso a Carrone che riporta per Stricker, tiro slap dalla distanza e finisce sulla rete dietro alto, fuori dallo specchio della porta. Qualche lamentela da parte della squadra di Cittadella. Intanto ingaggio riprende a centrocampo e vinto nuovamente da Legnaro. Legnaro che fa uscire il proprio portiere e crea una situazione di gioco di 5 contro 3 con 2 giocatori davanti alla porta di Cittadella. Stricker in punta, Masiero, Stricker se la passano. Stricker ancora col disco, la passa a Carron. Stricker di nuovo per Pietro Bons, perdonate. Masiero, Carron in angolo, ripassa Masiero, tiro
tiro e grande parata di Ermanno Laner, che fa una magia. Peruzzi torna in porta ed esce quindi Valieri. Manca 1 minuto e 51 alla fine del match e ci saranno qualche secondo di pausa in modo da poter asciugare la porta del Cittadella. Nel frattempo i giocatori si possono riposare e viene spiegato loro cosa dovranno fare in campo. Ancora 40 secondi alla fine del power play della squadra di casa. Disco che riparte con un ingaggio in zona difensiva di Cittadella. Ancora Byron e Stricker all'ingaggio. Disco vinto da Legnaro con qualche difficoltà. Carron tiene il disco in angolo, passa Magiero, prova il passaggio per Stricker, tira al volo. Bella azione di Legnaro che non è riuscita però a concludere. Tanto Cittadella si posiziona, Magiero tira, prova il primo palo, se non sbaglio viene stato deviato da Ermanno. Esce il portiere nuovamente di Legnaro, Peruzzi. Ancora 5, stavolta 5 contro 4, Panozzo entra dalla panca puniti. Bravo Panozzo a deviare il disco, il passaggio per Stricker. 56 secondi dalla fine del match. Tiro bloccato e deviato dai giocatori di Cittadella che finisce in angolo. Panozzo che prova il tiro dalla propria linea di fondo. Bravo Pietro Bona a bloccarlo. Magia, un'altra magia del portiere di Cittadella, Ermanno Laner. E time out chiamato da coach Marubin. Ancora 34 secondi alla fine del secondo tempo con un parziale di 5-4 per Cittadella. Due allenatori impegnati a spiegare gli schemi che dovranno eseguire i rispettivi giocatori. Laner lo vedo un po' affaticato. Ha ricevuto un bel po' di tiri negli ultimi cambi. Ha fatto veramente delle magie a parer mio e sta tenendo la squadra di Cittadella a galla. Ingaggio super fondamentale per Cittadella, è un possesso a 34 secondi dalla fine potrebbe far assicurare ai giocatori il risultato parziale. Intanto mi sembra ci siano stati dei problemi per un direttore di gara, probabilmente all'attrezzatura, l'ho visto senza casco, quindi tempo extra per le due squadre.
Legnaro che sicuramente giocherà senza portiere questi ultimi 34 secondi. Dovrà provare il tutto per tutto e provare il pareggio. Ecco che torna l'arbitro, pronti a giocare l'ingaggio in zona offensiva di Legnaro. Ingaggio tra i due veterani delle due squadre, Stricker e Roffo. Disco in gioco e ingaggio non valido. Cambio per entrambe le squadre. Quindi Vaglieri e Pietrobon. Disco che va a finire sulla stecca di Masiero, prova Panozzo a liberare il disco ma non riesce. Disco per Stricker Pietrobon. Bravo Panozzo a sporcare il passaggio per Stricker. Masiero prova il tiro, un altro tiro se non sbaglio di Pietrobon, tiro da centrocampo di Stricker, non riesce ad agganciare il disco e finisce così la prima partita di playoff tra Cittadella e Legnaro, che alla meglio Cittadella. Partita combattuta, due squadre che hanno giocato sicuramente al meglio. Un ottimo hockey questa sera. Cittadella sì, è riuscita a farsi valere dopo i vari match disputati in regular season contro Legnaro. Quindi si riprenderà la seconda partita di playoff questo sabato in casa di Cittadella. Ricordiamo che nel caso in cui dovesse vincere nuovamente Cittadella, il Legnaro dovrà giocarsi la prossima partita contro Torre Pellice, mentre Cittadella potrebbe proseguire. Nel caso di risultato opposto si dovrà giocare gara 3 a Legnaro. Finisce quindi la partita e grazie a tutti e buona serata.